Eccoci qua, oh là, così mi piace. Dopo Flavia Kavcic, un altro premio importante, meritatissimo. C'è un uomo, anzi un bell'uomo, che ha dato tanto e che sta dando tanto al Veneto, alla cucina del Veneto, in manifestazioni di altissimo livello internazionale. E quindi abbiamo deciso di dare un premio assolutamente meritatissimo a Tino Vettorello, chef del Trepanoce di Conegliano, con il premio l'Award Red Carpet Chef, proprio perché Tino Vettorello, benvenuto, ciao, proprio perché Tino è da molti anni, adesso ci dice anche meglio lui com'è la cucina lì con gli attori e cosa gli proponi di particolare, no? Beh, la cucina è sempre la cucina, dobbiamo proporle la nostra cucina, imporci sempre, anche perché la nostra cucina italiana penso che sia unica in giro per il mondo, dove io sono stato, ma soprattutto anche a Venezia, riscontra sempre un grande successo. Importante la grande qualità dei prodotti, che noi li abbiamo in Italia, basta saperli scegliere, e questi dà grande soddisfazione quando li portiamo a tavola. Ma so che ci sono dei piatti famosi che hai fatto, famosissimi. No, sono dei piatti che io dedico a dei personaggi ogni anno quando vengono, e in base a ognuno, come Rombola Cruni, Dorata Spericolata. Certo. Ricordi qualcosa di mi ricordo Spericolata? com'è nata, certo, Dorata Spericolata, Vasco Rossi. Vasco Rossi, certo. E in Rombola Cluny a George Clooney. Che cosa dice George? Ma lui per me è un grande personaggio, molto modesto, molto alla mano, e gli piace farsi accompagnare sempre quando è al tavolo. Accompagnare da un bel piatto o da una bella signora? Un bel piatto, un buon bicchiere. Un buon bicchiere, un buon piatto. Quest'anno, Tino, novità? Sì, quest'anno ce l'hanno, come si può dire, siamo di nuovo al Festival del Cinema, sia quest'anno che anche il prossimo anno, un grande impegno ancora di più. Rinnovato addirittura. Rinnovato biennale. Molto bene, per 2 anni. Scatta l'applauso perché vi aspettiamo alla mostra del cinema con la Che non cucina di Tino è Vettorello. così semplice, perché c'è un grande impegno anche a livello aziendale per fare questo evento, certo, e di responsabilità, e anche quest'anno ancora di più, perché sono entrati dei miei sponsor e la manifestazione sta crescendo sempre di più. Questo comporta grande responsabilità. È una manifestazione che ha un coso mondiale, quindi insomma, diciamo che è anche molto seguita da attori famosi, importanti, da film interessanti, da registi, insomma tutto il mondo, diciamo, del cinema gira a Venezia. Attualmente sì, sta diventando una delle manifestazioni più importanti a livello di cinema. Però poi tu, se cucini a Conegliano? Sì, quando non sono in giro per il mondo, come sono appena rientrato da Kiev ieri, sono a Conegliano, al Trepanoce, che penso un po' tutti lo conoscete, sono lì da 4 anni. Scusate, chi è stato a mangiare al Trepanoce? Vedi. Mi piace questa cosa, vedere chi è stato a mangiare qua e chi è stato a mangiare da Marcandole, scusate? Bisogna incrementare. Scusa, dicevi? No, dico sì, perché poi la mia attività è anche fare i grandi eventi un po'. I grandi eventi, quindi da Tino Vettorello che fa eventi a livello internazionale, anche la Biennale di Venezia. Di Venezia ci concentriamo un po' è stato il nostro format, ma 10 anni faccio il Festival del Cinema, con questi 2 facciamo 12, poi vediamo. Devo dire che ti trovi in forma, Tino, il cappello, il vento che glielo... Sarà l'aria. Sarà l'aria di Jesolo. Tino Vettorello, Award Red Carpet Chef, gli facciamo la fotografia, grazie. Ecco qua, con questo premio che dà questo riconoscimento a Tino Vettorello. Anche tu quanti anni di lavoro in cucina? Beh, io dico sempre che ho cominciato a 13 anni, poi quanti anni non lo dico. Non si può dire, vabbè, sei come le donne. Grazie del premio, grazie a te, della serata. Grazie a te, buona continuazione. Grazie Tino.